Un cordiale benvenuto a voi tutti da Telebelluno, edizioni DBS e Libreria Quattro Sas, Arasa e di Seren del Grappa, per questo appuntamento con i libri delle Dolomiti o che sono stati iscritti in queste zone. Il volume di cui ci occupiamo oggi è interamente dedicato al mondo dei coleotteri, un universo spesso invisibile all'occhio umano, ma al cui ordine appartiene un quarto degli esseri animali del pianeta. Tra questi anche i coleotteri censiti nel libro di cui parliamo, per un totale di quasi 1600 specie. La rilevazione alla base di questo corposo volume è stata effettuata su 3 aree UTB della provincia di Belluno, gestite dal Corpo Forestale dello Stato, ed i risultati sono incredibili. Pensate che solo in queste 3 aree sono stati trovati coleotteri pari al 12,5% della coleotterofauna italiana. Il libro documenta quindi una vera e propria eccellenza, a conferma della straordinarietà biologica e naturalistica dell'ambiente bellunese. Della straordinarietà di quest'opera ciclopica si è accorto anche il Corriere della Sera, che ad inizio aprile ha dedicato a questo libro ben 2 pagine nell'inserto La lettura. E davvero è uno di quei volumi da consultazione che meriterebbero di entrare nelle librerie di ogni bellunese, oltre che di chiunque ami la natura. L'universo che racconta è infatti piccolissimo e sconosciuto ai più, ma è parte integrante della nostra quotidianità, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Attraverso queste pagine, frutto di 35 anni di ricerche, anche i profani come me hanno la possibilità di conoscere informazioni utili ad una convivenza serena con questi minuscoli insetti. Sentite cosa ci hanno detto proprio su questo gli autori Enzo Gatti, Maria Luisa Dal Cortivo e Monica Somacalla e Daniele Zovi, comandante del Corpo Forestale del Veneto, che abbiamo incontrato proprio alla presentazione del libro. Perché un libro dedicato interamente ai coleotteri? Allora, innanzitutto per la passione personale che ci accomuna. In seconda battuta, perché i coleotteri rappresentano un quarto della fauna del regno animale e poi perché lo studio e la conservazione della biodiversità è uno dei ruoli fondamentali dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Belluno, per il quale appunto per il quale abbiamo lavorato a questo volume. Ecco, ma quali sono le evidenze, i dati più significativi emersi in quest'opera che alcuni giornalisti hanno giustamente definito ciclopica? Beh, i dati più significativi sono senz'altro quelli che hanno una rilevanza come specie che non erano mai state segnalate né per il territorio italiano oppure per altre parti del nostro paese. Ricorderemo più in particolare che all'interno di questo libro vengono segnalate per la prima volta 6 nuove specie che non erano mai state trovate prima in territorio italiano, 8 specie che non erano mai state trovate nel settore nord-orientale d'Italia e ben 43 specie nuove per il Veneto. Dunque, un lavoro scientifico importante che ha permesso la realizzazione di questo libro, un valore dunque enorme, importante per tutti gli studiosi, ma è un libro destinato anche a chi non è un profondo conoscitore dell'argomento coleotteri. Sì, certo, infatti oltre ai dati che abbiamo appena detto che sono più rivolti agli specialisti e agli entomologi che lo fanno per professione, ma anche agli appassionati di entomologia, questo libro in realtà riporta moltissime immagini, quindi anche la signora che vuole vedere che animaletto è quello che si è posato sul suo geranio può sfogliare il libro e riconoscerlo certamente tra quelli riportati. Dottore, con questo volume il Corpo Forestale dello Stato fa davvero un regalo enorme al territorio della provincia di Belluno, ma non solo. Sì, non solo, per noi è un giorno di festa oggi. Vedere pubblicato un libro così importante è un risultato di grandissimo prestigio e di grandissima importanza.
Dal punto di vista scientifico abbiamo raggiunto un livello eccellente. Gli autori sono riusciti a decifrare quel libro segreto che è la natura, chiamando per nome tutti i singoli insetti, tutti i singoli coleotteri che compongono questo ambiente, ma dando anche una misura della biodiversità. Quindi un risultato eccezionale. Esiste in altre parti d'Italia qualcosa di simile? Beh, un lavoro così sui coleotteri, allora diciamo che i coleotteri sono importantissimi, perché sarebbe proprio interessante chiedere al cittadino se è più importante un cervo piuttosto dell'Ips typographus. Ecco, noi che un po' di natura ci intendiamo, diciamo che in realtà l'Ips typographus è più importante del cervo. Allora, ci spieghi perché? Perché tutto questo complesso sistema naturale, la presenza dei coleotteri negli ambienti naturali permette ad esempio la trasformazione della sostanza organica. Se questa non ci fosse, noi saremmo intasati di carcasse di animali e di piante e in pochi anni il mondo cesserebbe di esistere. Cioè questi insetti, detti ingiustamente fauna inferiore, sono in realtà il meccanismo che permette alla natura di vivere. E con questo, augurandoci di avervi davvero spalancato le porte su un universo affascinante e colorato come quello dei coleotteri, noi vi salutiamo dandovi appuntamento fra 7 giorni alla stessa ora per una nuova puntata della Biblioteca di Telebelluno ed Edizioni DBS, sempre qui dalla libreria 4 Sas di Rasai di Seren del Grappa. Buoni libri e buone letture a tutti!